Riparte il settore giovanile della Nuorese. L'obiettivo è quello di creare un vivaio in grado di alimentare la prima squadra. Le difficoltà non mancano, ad iniziare dalla questione del campo di allenamento, che rimane un handicap anche per la Nuorese che gioca in Serie D. La nuova stagione è stata presentata stamattina nel corso di una conferenza stampa. Il presidente Michele Artedino ha illustrato i programmi e le novità nello staff dirigenziale e tecnico. All'incontro sono intervenuti Antonio Mele, nuovo vicepresidente della Nuorese, Gianfranco Moro, presidente onorario del settore giovanile, Bebo Cate, responsabile del settore giovanile. Il compito di coordinare il settore giovanile è stato assunto da Peppino Picconi. Presenti anche Pietro Bua e Maurizio Coda, che alleneranno i giovanissimi, e il dirigente Giuseppe Cate. La formazione juniores invece sarà allenata da Gavino Sanna, mentre Antonello Perra dirigerà gli allievi. L'incontro è stata l'occasione per presentare la nuova maglia ufficiale della prima squadra. Il presidente Artedino ha lanciato un appello all'amministrazione comunale affinché intervenga per sopperire ad un problema storico del calcio giovanile della città, la carenza di impianti, e se disponibile si gli verrà concessa un'area a realizzare personalmente un campo in sintetico. E anche quest'anno, anche seppur con parecchio ritardo, siamo presenti, abbiamo presentato il nostro progetto. Ovviamente tutti questi ritardi sono dovuti dai problemi che ormai attanagliano la Nuorese da decenni, la mancanza di strutture, la mancanza di campi. Io penso che quest'anno abbiamo fatto un nuovo miracolo, trovando un accordo con la Ichnos per il campo di Sesulis, e svilupperemo un settore giovanile in 4 categorie: juniores, allievi, giovanissimi, esordienti. Faremo fatica come continuiamo a fare fatica, perché il discorso rimane sempre uno e uno solo, quello di poter dare la possibilità alla Nuorese di avere veramente una volta per tutte un campo di allenamento sia per la prima squadra e per sviluppare questo settore, benedetto settore giovanile, cui noi millantiamo tanto, le proponiamo da 4 anni, però abbiamo veramente tante difficoltà per metterlo in atto.